Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, veniamo all'aggiornamento dei mercati. Partiamo oltreoceano, Wall Street, andamento negativo, meno 0,85% per Standard & Poor's 6.810 la quota punti, 47.897 è la quota per Dow Jones, anche in questo caso l'andamento è negativo, meno 1,72%. Proseguo con Nasdaq, 24.948 la quota, meno 0,58, la percentuale Russell 2000, anche in questo caso una percentuale negativa del meno 1,92 e siamo a 2.585,35. Vediamo l'indice della paura, l'indice della volatilità, il VIX 23,35, la percentuale in questo caso è positiva del 10,45%. Spostiamoci a vedere il valutario dollaro 99,3 euro, dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,33. Materie prime, partiamo dal petrolio, positiva la percentuale 4,1979, i dollari al barile, non cresce l'oro, meno 1,55% e siamo a 5.060 dollari all'oncia. Per i titoli di Stato vediamo BTP Bund 72,150, criptovalute, partiamo da Ethereum 2.077 dollari, 71.163 sono i dollari per i Bitcoin. Sono le 17:31, si sono quindi concluse da un minuto esatto le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo questo giovedì 5 marzo per quanto concerne l'Eurozona che cosa ci racconta. L'indice di casa nostra FTSE MIB si chiude in negativo, come peraltro tutta l'Eurozona, meno 1,71% con una quota di 44.560. Quota punti di chiusura per il mercato francese 8.030, meno 1,68%, la percentuale per CAC 40, IBEX 35 si chiude con una quota punti di 17.204 e una percentuale negativa del meno 1,61%. Meno 1,78% per il mercato tedesco, 23.774 è la quota punti per il DAX. Mercato inglese UK 110.405 la quota punti, meno 1,54 la percentuale. Salutiamoci vedendo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei e ci dà una giusta percezione rispetto a quella che è la giornata. Ci dice questo: la chiusura dello Stoxx 50 è 5.770, come quota punti una percentuale negativa del meno 1,71%. E questi gli aggiornamenti, grazie, buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzata